Salve a tutti da Chef Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina. Oggi facciamo un secondo piatto a base di carne. Piatto della tradizione napoletana e vi lascio gli ingredienti e poi continuiamo con la preparazione. Le polpette napoletane ci serviranno 300 g di macinato metà manzo e metà maiale. Poi abbiamo 150 g di pane mollica già ammollata e strizzata bene dall'acqua, 40 g di uvetta sultanina messa ad ammollare in acqua. Poi abbiamo, io già li ho tritati, ma se volete potete metterli anche interi, 20 g di pinoli che ho leggermente tostato prima di tritarli, una quindicina di foglie di prezzemolo, uno spicchietto d'aglio piccolino e poi abbiamo 15 g di pecorino e 20 g di parmigiano, sale, pepe, un uovo e olio per friggere. Ho messo il pane ammollato e strizzato nella ciotola, la carne, il sale e il pepe e adesso aggiungo l'uovo e incomincio a fare una prima lavorazione. Bisogna farlo con le mani. Adesso che ho amalgamato il pane aggiungo l'uvetta. Ho aggiunto già anche i pistacchi tritati, metto il prezzemolo e ho aggiunto anche l'aglio. Adesso aggiungiamo i due formaggi e lavoriamo bene il nostro impasto. Ora che abbiamo lavorato il nostro impasto bene, formiamo le nostre polpette. La grandezza sceglietela voi, ovviamente, però diciamo che la grandezza giusta è questa, un 3 dita per intenderci. Ce le prepariamo perché poi dobbiamo passare alla frittura. Cominciamo a friggere le nostre polpette. Olio caldo a 175, prepariamoci un piatto, un vassoietto con carta assorbente. Ora che sono, vedete, belle dorate, e vi accorgete che sono dorate perché la parte superiore della nostra polpetta incomincia a diventare bianca, quindi vuol dire che la cottura sta andando avanti. Giriamo, vedete come sono belle dorate, e facciamo dorare così anche dall'altro lato. Ecco qui, queste sono le nostre polpette fritte napoletane. Io ho aggiunto delle patate sempre fritte, beh, è un classico. Buon appetito con queste polpette napoletane e con queste belle patatine fritte. La nostra ricetta è terminata. Vi lascio alla preparazione e alla degustazione di questo piatto.